C'è la volontà di dare la parola ai cittadini. Qualcuno vuol modificare la legge elettorale nelle segrete stanze romane, c'è qualcuno che invece vuol portare ai cittadini l'espressione di volontà di come cambiare la legge elettorale. La nostra idea è di cambiare in senso maggioritario la modalità di voto, la modalità di elezione, la possibilità di sapere fin dall'inizio chi è il rappresentante di quel territorio, chi è che poi rappresenterà a Roma le istanze di una regione, di una provincia, di una città. Quindi la volontà, ripeto, di portare il tema alla possibilità dei cittadini di incidere, di essere protagonisti rispetto appunto a chi fa manovre di palazzo e a chi invece queste cose le decide fra partiti e fra appunto grandi comi romani. Quindi la volontà, ripeto, di portare la parola ai cittadini. La tempistica è di riuscire a votare la proposta referendaria assieme ad altre 6 regioni in Italia entro il 26, 24, 25 e 26 di settembre per poterla depositare fisicamente in Corte di Cassazione lunedì 30, perché è la norma che prevede la Costituzione di deposito dei quesiti referendari per poterli poi portare al giudizio degli elettori nella primavera successiva. Quindi la volontà, ripeto, di andare rispetto a quello che succede a Roma, andare in tutta Italia a chiedere ai cittadini cosa pensano della nuova legge elettorale. Folgorati sulla via di Pontida, i leghisti sono diventati improvvisamente grandi sostenitori di un sistema elettorale maggioritario. Peccato che non siano mai stati e abbiano sempre votato contro tutte le leggi maggioritarie, compresa l'Italicum che proponemmo noi qualche anno fa. Ma non basta questo, ci propongono un referendum che avrebbe l'effetto di produrre una legge da Bulgaria, ma da Bulgaria prima della caduta del muro di Berlino, cioè dove chi prende un voto in più può anche prendere il 100% dei seggi in Parlamento. È evidente che è un'iniziativa esclusivamente politica, che non ha nessuna seria intenzione di arrivare a una migliore legge elettorale e ci dispiace che vengano usate le istituzioni regionali piegate in questo modo ai deliri, insomma, alle fantasie e anche alle disavventure di un Salvini che evidentemente si è cacciato in un angolo e non sa come uscirne.